Buonasera, bentornati a The Best Sandwich da Pala Gourmet Pordenone per la quinta eliminatoria e questa sera la protagonista è la Mela DOP Friuli Venezia Giulia. È preparatissima sul tema di questa sera, ha portato anche una collana abbinata alla nostra presidente di giuria Annalisa Sandri. Buonasera a tutti, ce l'avevo. Poi parleremo anche appunto di Mela DOP, cosa certo, si intende. Sì, poi assolutamente. Hai da darci alcune indicazioni, chissà se lui invece nei suoi piatti la utilizza o meno, ce lo dirà Rudy Santuz, chef dell'Hotel Monaco di Rignano Sabbiadoro, buonasera. Buonasera. E Max Sbrugnera è il terzo, Maximiliano, il terzo giudice, amministratore Sant'Anna Catering, buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti, grazie. Allora, sulla mela ne parleremo dopo, in particolare, Annalisa, soprattutto per quanto riguarda gli abbinamenti in un panino, sì, perché anche. è interessante. Invece prima andiamo a vedere come si sono preparati i tre concorrenti nel coaching. Ci sei sempre tu con la mela presente? Sì, io e Elena Soldi abbiamo fatto il coaching e li abbiamo preparati sull'argomento e non solo. Vediamo il coaching. Benvenuti alla quinta edizione di The Best Sandwich, il contest a colpi di panino, che oggi vi vede protagonisti con un ingrediente che vi faccio indovinare. Qual è l'ingrediente di oggi? Parliamo un pochino di questo aspetto, cioè di che cosa significa quando vi viene detto l'ingrediente che ci sarà a The Best Sandwich, iniziare a ideare qualcosa. È un esercizio di creatività. Parliamo un po' invece di come voi dovete valorizzarvi, dovete dare valore a quello che stiamo creando, ma dobbiamo dare valore anche a noi stessi, in quanto è importante per voi darvi valore, quindi è il parlare di voi stessi anche mentre create questa cosa, perché se io creo valore sono comunque una persona di valore. Pronti per conoscere il primo concorrente? Si è presentato dopo il coaching, naturalmente era preparatissimo, e allora andiamo a vedere chi è. Ciao, sono Giacomo Favalessa, ho 24 anni e lavoro al Privé e l'Atelier del Gusto a San Vendemiano, un locale dove cerchiamo di curare a 360 gradi il fatto della qualità in tutto e per tutto. E venite a trovarci, potete trovare sia pranzi veloci che cene su prenotazione e anche eventi privati. Giacomo Favalessa è il primo concorrente. Vieni Giacomo. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Grazie. Giovanissimo, 24enne, prepara il panino che si chiama? Mele e maiale. Mele e maiale, questo è il nome e anche l'abbinamento? Sì, e anche l'abbinamento. Partiamo dal tipo di pane che hai scelto per questo panino. Allora, io ho scelto un pane di mais, che così non risulta troppo invasivo per non andare a coprire la mela e gli altri ingredienti. Altri ingredienti, filetto di maiale, ravanelli, mela, naturalmente non poteva mancare, rafano e senape, olandese alla senape, giusto? Sì, giustissimo. Questo abbinamento nasce da diciamo una specie di entrée che si dava in un locale dove avevo lavorato un po' di tempo fa, e praticamente era appunto questo filetto di maialino cotto a bassa temperatura e leggermente affumicato, che veniva servito con questa olandese alla senape antica, quindi una salsa olandese base uovo, burro, limone e così via, e appunto veniva servito
sopra questo maialino, questa olandese alla senape antica, e sopra una dadolata di mele che veniva fuori un abbinamento fantastico. E quindi da là, in ricordo anche di quello che facevo una volta, che piaceva tanto ai clienti e così via, ho detto lo voglio riproporre perché era veramente un buon piatto. Ne parla come se fosse passato chissà quanto tempo, ha solo 24 anni. In gioventù. Perché mi sembra tanto tempo, perché quando facevo questo piatto avevo 18 anni e quindi mi pare che fosse sì, però con tutta l'esperienza che c'è stata dopo mi sembra veramente da nulla, diciamo. 8 minuti ancora a disposizione, parliamo della mela o comunque anche della scelta. Che mela è? Allora, questa è una mela del Friuli Venezia Giulia. Purtroppo ho avuto una difficoltà a reperirla, siccome dovevo andarla a prendere oggi, però il fruttivendolo purtroppo ho avuto un lutto in famiglia, quindi non sono riuscito ad andarla a prendere dove dovevo, quindi ho dovuto tamponare in qualche modo, purtroppo. Quindi la tua scelta è ricaduta su questa? Comunque questa è una Fuji, sempre di produzione qua in Friuli Venezia Giulia, ma purtroppo non è la DOP che volevi. Adesso vediamo come viene il panino nell'abbinamento che Giacomo ha scelto, che mi sembra comunque un ottimo abbinamento, anche perché diciamo, la carne di maiale ben si sposa con tutta la frutta acidula, quindi si sposa molto bene con la mela, si sposa anche molto bene, per dire, un abbinamento sempre classico per il maiale con l'ananas. Sentiamo che lo chef Rudy, se questo tipo di accostamento per te è adatto o meno. Sì, sicuramente è adatto. Penso che la mela, terremo conto, come diceva la Presidente, del fatto che non è la mela del giorno, diciamo così, però bene o male, se nel complesso il piatto rende bene. Certo, poi il giudizio sarà sulla base poi di come sarà il panino. E Maximilio, facciamo Max come diminutivo. Diciamo che oggi anche i concorrenti non ce l'hanno semplice, perché anche con la mela, soprattutto sui panini, non è una scelta di solito che si trova spesso, quindi l'abbinamento che Giacomo un po' ha scelto secondo me è quello più adatto. Poi anche a me piace molto questa sua tecnica di cottura della bassa temperatura sul filetto di maiale, e soprattutto anche il fatto che anche da giovane anche si fa la salsa olandese, che di solito non si dà per scontato. Adesso assaggeremo un po' l'assemblaggio e poi l'insieme dei prodotti, se dà questa coerenza come manifestata dal nostro Giacomo. Food cost, sai che non devi andare oltre 3,50? Col food cost, facendolo e così via, ho notato che il mio food cost era realmente molto irrisorio rispetto alla soglia dei 3,50 €. Cioè sono rimasto dentro a un food cost di 1,79 €. Quindi... Perfetto. Sì, assolutamente. Bene, raccontaci un po' cosa stai facendo. Allora, io ho tagliato alla mandolina i ravanelli, ho tagliato alla mandolina la mela, perché secondo me il prodotto cotto denaturato, alcuni prodotti sono buoni cotti, mentre verdura, frutta, dipende, fresco mantiene più le vitamine, senza cottura la stessa... Mica male sto filetto, No, guarda, vedi anche il punto di cottura, no? Che rimane rosa la carne all'interno, lui l'ha cotto a bassa temperatura, che è un ottimo metodo di cottura di certi tipi di carne, anche perché trattiene tutti i succhi, quindi condivido la scelta fatta da Giacomo. È una cottura, Rudy, che tu utilizzi? Sì, spesso, anche perché valorizza proprio il prodotto principale. Avevo inizialmente pensato di utilizzare un pane al grano saraceno, ma purtroppo ho notato che era un po' troppo invasivo, forse nella creazione del panino, e quindi non era possibile utilizzarlo per risaltare abbastanza la mela. Sul pane, Max, anche a te chiedo?
Sì, dicevo sul pane, secondo me la scelta che ha fatto dovrebbe essere corretta. Invece poi volevo chiedere anche per i sali aromatizzati, che tipo di aromi hai utilizzato? Di sali aromatizzati ho praticamente utilizzato, allora, rosmarino, timo, origano, vabbè, sale grosso, aglio in polvere e questi qua, ho utilizzato questi. No, proprio hai fatto una scelta ricercata sui prodotti. Bisogna, ci ho lavorato abbastanza, volevo che venisse veramente fantastico questo panino e per me lo è. Senza la mela assolutamente mancherebbe di un che di fondamentale che invece la mela gli dà. Tu invece hai calibrato le fettine? Sono praticamente 100 grammi a panino. 100 grammi. Lui è partito da un piatto e lo ripropone nel panino, quindi no, più o meno. Sì, bene o male anche nel locale in cui lavoro io ho un che di pranzi veloci, non ho piatti magari un po' più che hanno più tempo di cottura così via, quindi stavo pensando anche appunto avere giustamente il panino da poter proporre nel locale piatto. dove lavoro giustamente. Bella la scelta di lasciare comunque la mela cruda, tagliata a mandolina in modo che mantenga, Ho visto. mantenga la sua croccantezza, ma allo stesso tempo sia anche comunque masticabile. E lui comunque ci dà la vena acida anche con la scelta di mettere un ravanello. Pensavo di riuscire a giostrarmela meglio Sei nel stato bravo a momento. raccontarlo. Ecco, adesso cosa metti? Rafano fresco. Ah, ok. Che gli dà quel tocco un attimino di piccantezza in più oltre al ravanello che... Bello. Bravo Giacomo, puoi Eccoci portare qua. il panino ai giudici. Sì. I nostri 3 giudici hanno assaggiato il tuo panino, Giacomo. Allora adesso andiamo a vedere che cosa ci dicono. Annalisa. Allora, in questo panino, che è sicuramente un ottimo piatto, perché è sicuramente l'abbinamento è buono e come piatto è un ottimo piatto, io andrei a cambiare il pane. Questo pane, sì, perché è un pane tanto asciutto. Quindi o pensare di ammorbidirlo spalmandolo con la salsa olandese, oppure trovare un'altra tipologia di pane. Anche perché nella forma che aveva così, no, a piccola baguette, il contenuto tendeva a scappare. Rudy, cosa ne pensi tu? Sì, il panino mi è piaciuto. Avrei cotto il filetto in un altro modo, sempre sottovuoto, però io l'avrei rosolato prima su tutti i lati e poi l'avrei messo sottovuoto e avrei abbassato di 5 gradi la temperatura e ridotto anche il tempo, magari un 90 minuti era sufficiente. Max, tu? Allora, anch'io dico nel complesso, diciamo, un buon panino, sono d'accordo con Annalisa sul pane, Sì. anch'io l'ho sentito più secco, ma cosa che si può ovviare, diciamo, casomai abbondando un po' più sulla salsa olandese, e poi io invece avrei affettato il filetto con l'affettatrice molto più sottile, in modo che si possano amalgamare maggiormente i prodotti. L'esperienza è andata molto bene, purtroppo sono uscito dal tempo previsto del panino e avrò la penalità e vediamo se andrà bene, e penso che comunque i giudici abbiano detto delle cose giuste su cui si può migliorare, perché migliorare si può sempre e con un po' di studio e di impegno si arriva lontani sicuramente. Ed ora andiamo a conoscere il secondo concorrente. Buonasera, sono Giancarlo Iurlaro,
sono uno dei soci della birreria Dolomiti di Casarsa della Delizia. Nel nostro locale proponiamo numerosi piatti, partendo dalla carne alla griglia, poi si passa in pizzeria e infine la cucina e panini e club sandwich. È arrivato il momento di Giancarlo Iurlaro, birreria Dolomiti. Vieni Giancarlo. Buonasera. Tu praticamente proponi un toast. Partiamo con 10 minuti di tempo. Pane e 7 cereali, dico bene? Sì. La mela non può mancare, formaggio spalmabile, trota salmonata, insalatina mista e la panna acida. Questi i tuoi ingredienti? Sì, e l'ho fatta in diversi modi. Una parte l'ho tagliata a dadini e l'ho fatta andare in padella con un po' di aceto di mele e zucchero, una parte la lascio cruda e con le bucce ho ricavato una polvere, l'ho essiccata e ricavato una polvere, e una parte di mele, dopo che ho preparato la trota, l'ho fatta una marinatura a secco e poi l'ho messa a reidratare con sottovuoto con delle mele. Ok, quindi adesso tu lo scaldi alla piastra? Sì, lo vado a tostare. Ok. Ah, proprio lo tosto, giusto, è un toast. Lo tosto, sì. Il toast. Che il toast, se ci pensiamo, è sempre un'ottima soluzione, no? sì. Tante volte anche per pranzo, così, o per mangiare qualcosa. Sì, ho pensato a un toast Hai pensato bene. proprio per cambiare. Per cambiare, fare qualcosa di diverso. Generalmente viene sempre sottovalutato. Qui ho preparato il pane, l'ho fatto io con un mix di farine, l'ho impastato, messo in frigorifero a lievitare 24 ore, poi l'ho infornato e tagliato sottile con l'affettatrice per fare, diciamo, il classico pane da toast. Chiederei anche a Rudy un po' le sensazioni partendo dagli ingredienti, dal tipo di pane. Sì, io ho visto che dalla ricetta e da come si muove Giancarlo, che ha un bel lavoro, nel senso ha una bella ricetta, anche abbastanza complessa direi. Quindi vedremo poi il risultato. E propone diversi tipi di mele, cioè diverse composizioni. tipi di cottura. Di cottura. Ecco Max, questa è una cosa che ti interessa? Visto Sì, io rimango piacevolmente sorpreso del fatto che si fa il pane lui, quindi non è solito avere, diciamo, persone in cucina che hanno anche il tempo, la possibilità di prepararsi il pane, che è l'elemento, diciamo, fondamentale di un panino. del panino. Certo. Adesso condivido, diciamo, quello detto da Annalisia e da Rudy, che insomma è una bella ricetta. Allora, comincio col formaggio spalmabile. Sì. Che è un classico formaggio spalmabile, giusto per ammorbidire un po'. Sì, perché la bellezza di questi panini è che secondo me sono degli ottimi spunti anche per chi guarda da casa, che magari dice: ma sai che c'è? Il pane magari non l'ho fatto io, ma quello da toast ce l'ho. Un po' di formaggio spalmabile, preparo le mele e insomma... Quindi formaggio ne abbiamo, no? Mi pare. Poi? Le mele Ok. spadellate. Panino caldo. Tutto non caldo? è, sì, No, non cioè, è la proprio, trota. si può fare sia caldo, diciamo, che freddo. Io ho scaldato un po' le mele per far risaltare un attimino un po' il sapore della mela. Questo tipo di cottura che hai fatto della mela ricorda vagamente un chutney, quindi... Sì, non è proprio chutney, No, però... beh, d'accordo, perché sarebbe stata Sì. una cottura più lunga e più articolata. La volevo però, un po' no? più consistente, diciamo, la mela. Quindi tu fai uno strato così, poi ci metterai la trota sopra? O il Sì, no, ci metto prima l'insalatina. l'insalatina, Ah, ok. la condisco un attimino con un po' di olio e sale. Lo chef non ha nulla da chiedere, è concentrato sulla Sì, sulla volevo preparazione. chiedere la marinatura della trota. Sì, ho fatto una marinatura a secco con il sale e zucchero, lasciata 24 ore e poi l'ho sciacquata dal sale. Anche e qualche l'ho- spezia, qualche erba No, non ho aromatica. usato niente, ho voluto usare la mela, dopo l'ho messa sottovuoto con la mela per farla reidratare con la mela, per cercare di fargli prendere un pochettino i profumi, diciamo. Non ho usato niente, Percentuale 50-50? sì. Invece poi un'altra cosa che a me piace vedendo
ricetta, il fatto che utilizza tutto, che utilizza anche le bucce della mela, quindi che ha fatto una polvere di mela che sono curioso poi di vedere sia nell'elaborazione che soprattutto nel prodotto finale che gusto darà. Intanto i numeri qui invece ci dicono che manca 1 minuto e 31. Sì, ho Caro finito. Giancarlo, tu vai di formaggio ancora spalmabile e poi è terminato, basta solo la polverina? Sì, devo tagliarlo, metterlo sul piatto e basta. E basta, bene. Che quando sono così accelerano perché io dico quanto manca ed è un classico che vadano più veloci. Tu tagli anche il panino, Sì. così agevoli i giudici. Bello. È importante la presentazione comunque, è Sì. uno degli elementi di valutazione Che del carino, panino. bello. Bravo Giancarlo, bello, mi piace. Finisco con un po' di... Vediamo la polverina? Bene, dai, chiuso. Molto bene. Preciso, 4 secondi prima, vai. I 3 giudici hanno assaggiato il tuo panino, il tuo toast. Allora, partirei questa volta dallo chef Rudy per capire se qui c'è ancora da lavorare o se siamo in un piatto che può essere già proposto nel locale. Ancora da lavorare no, perché ha già lavorato tanto, secondo me. Bene. Ma io ho apprezzato molto sia l'impegno che la qualità, perché si sente che ha lavorato, ha studiato, ha fatto tutti i compiti a casa. L'unica cosa, avrei messo una spezia in più sulla trota. Per il resto, magari un pepe un po' profumato. È una cosa che nella tua cucina utilizzi spesso, mi sa, da quello che ho capito, no? Dalle domande che poi fai. ci sono vari tipi di pepe, il signore qua presente ne sa meglio di me. Comunque, complimenti. Siamo d'accordo con Max, con Rudy, sulle spezie? Anche tu avresti aggiunto qualcosa? Allora, diciamo che la spezia, noi qua in Friuli non è che siamo molto amanti delle spezie, neanche cultori, però è un qualcosa che aiuta molto anche in piccole dosi, ci sono assolutamente delle spezie che cambiano radicalmente il sapore del prodotto. Io sono d'accordo anche con Rudy per quanto riguarda il lavoro fatto da Giancarlo, non trovo la presentazione molto bella, come ho detto prima, la tecnica, la velocità, assolutamente ci siamo, forse si parlava un po' prima assieme, fare una punta di acidità in più che un po' corrisponde a quello che ha detto Rudy, magari lui avrebbe utilizzato un pepe in più, una spezia in più, per il resto è un prodotto che assolutamente non trovo, anzi, da proporre. Da proporre. Annalisa. Buon panino, Giancarlo si destreggia bene in questi panini, a partire dal pane che era molto gradevole, profumato. Io ho assaggiato anche la polvere di mela che aveva messo, che comunque dava profumo al piatto. L'abbinamento mi è piaciuto molto anche perché la mela toglieva quella grassezza e quella sapidità che normalmente la trota salmonata ha di suo. Quindi c'era un buon bilanciamento. Unica cosa, che così giusto per dirne una, ma diciamo, io avrei tostato un po' di più il pane, ma capisco anche che non sta lavorando nella sua cucina e che pertanto non è la sua piastra, quella che utilizza. Perché essendo un toast, un pochino più tostato diventava perfettamente scrocchiarello e sarebbe stato il top. Sono molto contento del giudizio che mi hanno dato i giudici, non mi aspettavo quel giudizio, sono veramente contento. Siamo pronti per conoscere il terzo concorrente, vediamolo nella presentazione.
Buongiorno, sono Pegorer Maurizio, titolare dell'Underground Gorizia, una paninoteca storica nel centro della città. Sono qua per mettermi in gioco, come sempre, sia nella vita che in questo contest. Speriamo bene, vediamo come va a finire. Grazie. Il terzo concorrente è Maurizio Pegorer. Vieni Maurizio. Eccolo qua. Buongiorno. Allora Maurizio, raccontami un po' intanto come si chiama il tuo panino. Il mio panino si chiama Carnico, in quanto Carnico. sto usando tutti i prodotti tipici della zona montanara. Ho usato uno speck di Sauris, del Montasio, le mele nostre DOP, Sì. e ho creato una mostarda sempre con la mela, è Sì. un esperimento per me, una salsa alle ortiche, e ho aggiunto del timo e Noci e maionese. esattamente. E Montasio anche, Sì, no? il Montasio. Ok. E il pane e i semi. Un pane e i Ok. semi. Iniziamo subito a prepararlo perché Perfetto. già qualche secondo è passato con la presentazione degli ingredienti. La mela intanto che mela è? Così. È una mela DOP del Friuli, delle mie zone, l'ho presa a Capriva del Friuli. Ma la qualità, no? Volevamo sapere la qualità. Ah, è una Golden, credo. Ok. Anche per ricordare la tipologia di mele che possiamo trovare anche in Friuli Venezia Giulia. Esatto, le Golden Delicious, le Red Delicious, anche le Granny Smith. L'unica autoctona è la mela Seuca, che è una mela tipica delle valli del Nazzone. Quindi adesso tu scaldi il pane sulla piastra, poi quando... Dopodiché gli aggiungo la rucola, gli aggiungo lo speck, faccio sciogliere il Montasio, sperando che la piastra mi assista. Poi Annalisa, ritengo che ci sia anche un po' la tensione della telecamera, sì, degli operatori, no, ma che di solito in cucina non si ha. Dai, soprattutto dei tempi, perché tempi. sono 7 minuti e 40 adesso. Questo ha già Beh, ma i partecipato tempi penso l'anno che sono scorso, già vero? abituati lavorando in cucina ai tempi brevi, però sicuramente avere un pubblico così... Avere non è- comunque 6 paia di occhi i nostri addosso che controllano, che vedono E più tre telecamere. Anche più di le più. telecamere. E non abbiamo parlato del costo, raccontaci anche. Il costo sforiamo, in quanto comunque stiamo usando delle materie prime parecchio. Quindi siamo sui 3,50? Sì, sì, siamo leggermente più bassi. Leggermente più bassi, ok. Questi prodotti valorizzano la mela? Secondo me sì. Secondo te sì? L'hai provato Sì, due volte? sì, sì. Ho provato in varie modalità, ma secondo me così è il suo. Dopo, non sono io che giudicherò. Tu la mela l'hai lasciata comunque in purezza. Sì, sì. Ok. Perché conto comunque col Montasio caldo di dargli quel tocco di esaltazione. Attenzione di non bruciare il panino, cioè te lo dico giusto per Sì, sì. dare un occhio, ecco. Ok, quindi adesso ci sono le noci per dare un tocco di croccantezza al panino. Esattamente. Buona, E questa crema alle ortiche come l'hai preparata? No, l'ho comprata. Ah, l'hai è l'unica comprata. cosa che ho comprato. Ah, ok. Ok. Mentre hai fatto la mostarda alla mela, Sì. ecco, quella hai preparato. Quella è un esperimento. Che non ci vuoi raccontare perché adesso ti concentri sul montaggio. Sì, da perché quello che voglio ho vedere capito. come viene più che altro. Rudy, parlare e cucinare non è... Di solito quando si cucina, si è concentrati lì. sì. No, è solo il problema della piastra che non è mia, io non so quanto mi attacca e tutto quanto, non voglio fare danni. Ok, dai che prendi il via. Cosa ne pensate? Beh, un bel lavoro, un bel panino. Sulla carta gli ingredienti sono decisamente ottimi, oltre ad essere tutti ingredienti friulani e questo ci piace, no? Perché visto che il tema di quest'anno è il ritorno al territorio, il fatto che Maurizio abbia utilizzato dei prodotti che comunque sono made in FVG per noi è importante.
Bene, dai, col montaggio ci siamo. Anche se no, non ti vedo. Io dico perché voglio darti coraggio, no? Però ci siamo. Ma Rudy sicuramente si sta immedesimando in te in questo momento, perché la pièce non è la tua. Ecco, dietro l'angolo. Qui invece che cosa spalmi? Qua spalmo la maionese Sì. che ho unito alla mostarda insieme, Ah, ok. a cui ho aggiunto una punta di timo. Sì. Curiosa questa maionese con la mostarda, con anche un po' di timo. Sì, Deve essere molto saporita. perché diciamo che mi sono documentato e il timo e la mela Sono un è ottimo un buon connubio, essendo Sì. il timo molto Sì, rinfrescante. il timo è balsamico, Sì. no? E quindi va a sposarsi con l'acidulo della mela. Magari sì. Quindi la crema ortica è una cosa Sì. a parte, A parte. che uno assaggia col panino Esattamente. o senza. No, 3 minuti e 40. Io avrei fatto la domanda del timo, però adesso mi ha dato già la risposta, ci sei informato e quindi c'è un ragionamento a monte. 3 minuti e 33 in anticipo con la preparazione. Vuoi dare una scaldata in più? Meglio? Sì. La scelta del pane? Sempre basandomi al tipo di panino che ho creato, ovvero comunque mi sembrava corretto dargli un semino, essendo comunque da montagna. Tutto qua. Giusto. Bene, lo troviamo da te questo panino? C'è in menù? Lo metterai? E sì, potrebbe essere che sia un'ottima idea, perché secondo me fa il suo, nonostante io ne abbia già 46 in menù. C'è una bella scelta. Sì, secondo me Quindi sì. qua ci sono sia la mostarda che la crema d'ortica Esattamente, e le noccioline da per incrementare. impiattare. Esattamente. Ok, e il timo anche metti? Sì. Bello, anche l'impiattamento. Allora, Annalisa se l'è tenuto il tuo panino, proprio perché lo vuole assaporare ancora di più. Raccontami. Mi è piaciuto, decisamente mi è piaciuto. Ritengo che qui sia stato fatto proprio un bel lavoro di abbinamento, un bel lavoro di valorizzazione della mela. Mi è piaciuta moltissimo questa mostarda, che ho trovato perfetta, molto gradevole, molto intensa da un punto di vista aromatico, perfetta con il timo. E ti dirò che mentre lo preparavi avevo qualche timore che il formaggio, il montasio coprisse, no? La mela. Caldo, quindi quando il formaggio viene scaldato, voglio dire, esalta tutti i suoi sapori. Invece Perfetto. un panino perfettamente equilibrato e decisamente piacevole alla masticazione. Bel Sentiamo lo chef adesso, Rudy, Io sono d'accordo completamente, sottoscrivi. esatto. Devo dire che era molto buono. Complimenti per la mostarda. Grazie. Secondo me le ortiche potevi anche non metterle perché sì, nel senso Non che era già servivano. buono così, non serviva. Era un qualcosa in più. che non- Era una Ecco. cosa, secondo me, dalla montagna, tutto qua. Sì. Sì, Aveva- comunque complimenti perché era tutto equilibrato. Grazie. E i sapori, io avevo timore dello speck che coprisse la mela, invece no, si è sentito tutto. Credo che se avessi messo il montasio sopra lo speck avrebbe cambiato, ma mettendolo sopra la mela non ha intaccato. Beh, sicuramente avrei Sì. avuto modo di fare le Ho tue prove. sperimentato. Max?
io condivido assolutamente, poi essendo prodotto sono anche un po' in difficoltà a trovare conformità rispetto a quello che loro hanno riscontrato. Mi è piaciuto molto anche l'aspetto della mela fredda appena tagliata con un montasio caldo, proprio la mia mix perfetto. Grazie. Condivido anche una scelta di questi prodotti, sono d'accordo con lui, la che fare qualcosa in più, e dico anche che dolci era già buono di sé per sé senza tutti gli ingredienti. Grazie. Il panino è stato creato, la prova è andata bene, i commenti dei giudici sono tutti positivi, adesso vediamo il giudizio finale. Bellissima esperienza, sempre bello venire qua, grazie a tutti. Ragazzi, siete tesi perché siamo arrivati al termine e soprattutto ora capiremo chi ha vinto questa puntata. È stato difficile per i giudici, sentiamo lo chef. Ma sì e no. Stare da questa parte è più difficile, meglio cucinare, che dici? È difficile da tutte e due le parti. Da tutte e due le parti, assolutamente. Max, andiamo subito a vedere com'è andata, così poi mi dirai la scelta finale. Sì? Annalisa, che ne dici? Questa è la busta è pronta, questa. Vi siete divertiti comunque, questa è la cosa più importante. Sempre un distacco minimo di punti, soprattutto tra il secondo e il primo. Allora, vediamo subito chi ha vinto questa puntata, chi va avanti con un totale di 126 punti. Vince il panino carnico di Maurizio Pegorer. Complimenti. L'ultimo panino è quello che ha avuto più successo. È quello che ha vinto. L'ultimo panino è quello che ha vinto. Abbiamo la valutazione, come dico sempre, è abbastanza variegata, cioè non è che noi stiamo a valutare buono, bello, mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Ci sono tutta una serie di valutazioni che vengono fatte da ciascuno di noi ed è il risultato della somma dei vari giudizi che dà il totale. La differenza di punteggio era veramente irrisoria e ciò significa che tutti e tre hanno fatto, ognuno nel loro panino, un buon lavoro di ricerca. Passa uno e quindi sempre dispiace per gli altri due. Dobbiamo dire però che abbiamo assaggiato 3 bei lavori. No? Rudy? Sì, bravi tutti e tre. Insomma, lui sa cosa vuol dire. Max? No, condivido anch'io, bravi tutti e tre, poi anche questa scelta così personale su alcuni prodotti, tutti e tre avete fatto delle scelte personali di preferenze particolari, anche frutto di un'attenzione, anche di studio, ho sentito. Complimenti ancora. È arrivato a quello che ha detto anche la Presidente qua dei giudici, che la differenza proprio era pochissima tra voi tre, quindi siete tutti a un ottimo livello. Complimenti ancora. Maurizio, continua così perché ci rivediamo. Anche voi continuate così nei vostri locali perché date davvero il meglio di voi. Io ringrazio i giudici, Annalisa, Rudy, Max, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ringrazio i miei 2 colleghi, Francesco Snidero e Paolo Bassi. Noi ci vediamo alla prossima puntata dove il protagonista sarà l'aglio di Resia, giusto? Andiamo verso i confini del Friuli Venezia Giulia con un prodotto peculiare, assolutamente buonissimo. E vediamo che panini usciranno. Con le mele siamo stati contenti e infatti io dico, se dovete comprare delle mele, comprate mele friulane perché sono sempre le più buone. Brava Annalisa, grazie, noi ci vediamo alla prossima con l'aglio di Resia. Buona serata.